Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con la Focus TG serale. Un tragico San Valentino a Rovigo per una coppia di anziani. Lui 87 anni, ha ucciso la moglie con la pistola e poi ha rivolto l'arma contro se stesso. Ricoverato in fin di vita, l'uomo è morto nel pomeriggio. Una lettera ai figli fa presagire una scelta drammatica ma voluta da entrambi. Dovrebbe essere il giorno degli innamorati, ma in una villetta a 2 piani del quartiere Commenda a Rovigo in queste ore non ci sono sorrisi, solo abbracci di familiari in lacrime. Per Tino e Renata 2 colpi di pistola e un biglietto lasciato ai figli. Scusateci, ma non ce la facciamo più, la facciamo finita. Tino Bellinello, 87 anni, è rimasto in fin di vita all'ospedale di Rovigo fino al pomeriggio, prima di spirare. La moglie Renata Berto, 78 anni, era invece morta sul colpo. 2 spari con la beretta che l'uomo, ex cacciatore, deteneva regolarmente. La canna prima puntata contro la donna, poi verso se stesso, nel giorno di San Valentino. I perché di questa tragedia sono al vaglio della polizia arrivata sul posto dopo il drammatico ritrovamento dei corpi in camera da letto, in pigiama. Gli inquirenti escludono la presenza di terze persone nella scena del delitto, anche se verranno disposte le perizie calligrafiche sulla lettera, firmata da entrambi. Se venisse confermata, accerterebbe che la scelta di farla finita è stata di entrambi e non solo dell'uomo. Ma è ancora presto per dire con esattezza come sono passate le ultime drammatiche ore nella casa della coppia e quale sia stato il motivo scatenante. In città lo shock è evidente. È una tristezza infinita per una tragedia che non vorremmo mai accadesse e purtroppo è successo. Adesso ovviamente ci sarà il lavoro delle forze dell'ordine per capire esattamente la dinamica di questa vicenda. Le più sentite condoglianze ai figli e a tutte le persone che conoscevano e che volevano bene a queste due persone. Bellinello è stato in passato un campione di ciclismo. Negli anni 50 correva nella squadra Velo Club Mantovani. Con la moglie aveva poi gestito per anni un distributore di benzina in città. Per i figli della coppia un dolore straziante, non si sarebbero mai aspettati una decisione del genere. Nulla, a quanto pare, lasciava presagire una tragedia di questo tipo. L'unica cosa che possiamo dire è che bisognerà lavorare tutti insieme come comunità per fare in modo che cose di questo tipo non accadano mai più. E violenta rapina nella notte a Vigonza, un imprenditore cinese e la moglie sono stati sequestrati e derubati da 5 banditi armati di coltello. I polsi legati stretti con fascette da elettricista, costretti a rimanere seduti in divano sotto la minaccia di un grosso coltello. Attimi di terrore quelli vissuti giovedì sera da una coppia cinese che da anni si è stabilita a Vigonza. Marito e moglie, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero stati aggrediti all'interno della loro abitazione in via Cavour, proprio in centro a Vigonza, da un commando di connazionali che dopo averli tenuti in ostaggio li ha derubati. 5 i banditi che hanno fatto irruzione nella casa. Col volto incappucciato sono entrati approfittando di una porta lasciata aperta. 3 banditi erano armati di coltello e hanno sorpreso i 2 coniugi e li hanno fatti sedere in divano immobilizzandoli. Gli altri 2 invece hanno rovistato dappertutto nelle stanze fino a quando non hanno trovato 2.600 euro in contanti e alcuni accessori di lusso. La banda si è poi data alla fuga, ma le vittime sono certe che si tratta di loro connazionali. Quando la coppia è riuscita a liberarsi, ha subito chiesto aiuto ai carabinieri che hanno già iniziato le indagini. Marito e moglie, 56 e 53 anni, erano provati ma in buona salute. Non sarebbero stati un obiettivo casuale dei rapinatori. L'uomo, infatti, è un ex imprenditore che per anni ha lavorato in provincia di Prato. E i soldi che Venezia attendeva dopo la qualca del 12 novembre dello scorso anno sono stati sbloccati. Ora non resta che capire in realtà quando arriveranno. Il Consiglio dei Ministri sblocca 84 milioni di euro per Venezia, pronti a erogare i primi rimborsi a 6.916 tra privati e imprese, oltre ad avviare altri 37 milioni di euro di cantieri per il ripristino della città. Una risposta concreta, un lavoro di squadra. L'annuncio è arrivato con un tweet del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, commissario per l'emergenza acqua alta. Brugnaro precisa che questo secondo stanziamento segue quello da 20 milioni deliberato il 14 novembre scorso dal governo, contemporaneamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza all'indomani dell'acqua alta da record del 12 novembre, per cui venne in città anche il Premier Conte.
I lavori di ripristino interesseranno scuole, sedi istituzionali, musei, la viabilità acquea di Venezia e isole, città metropolitana Fenice, musei civici e provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto. Ora, ha concluso Brugnaro, dobbiamo impegnarci perché questi soldi arrivino nel più breve tempo possibile nelle tasche dei veneziani. Nei prossimi giorni, appena avremo la disponibilità delle somme, fatte le doverose verifiche anche con il supporto della Guardia di Finanza, provvederemo come struttura commissariale a comunicare da quando si potranno erogare i rimborsi, una volta ricevuti tutti i corrispettivi richiesti. Cortina Milano 2026, approvata la legge olimpica e Zaia, il governatore del Veneto, dice ora azione organizzativa sicuramente molto più efficace. Legge olimpica, via libera del Consiglio dei Ministri, approvato ieri sera il decreto che servirà a dare una governance per gestire al meglio i giochi invernali Cortina Milano del 2026. A darne notizia via Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Un tassello importante nel cammino verso l'organizzazione delle Olimpiadi, una notizia accolta con entusiasmo dal presidente della Regione Veneto. È una bella notizia, questo è un lavoro di squadra e ringrazio il ministro Spadafora per aver portato avanti la partita, commentato Luca Zaia. Siamo all'inizio di un grande percorso che con l'approvazione definitiva in Parlamento entrerà nella fase di piena operatività. Un provvedimento sul quale la Regione conta molto proprio per rendere più efficace l'azione organizzativa, nel rispetto della legge, sottolinea Zaia, ma evitando di aprire l'ufficio complicazioni affari semplici. Con l'approvazione della legge olimpica spero vivamente che il governo entri a pieno titolo anche nell'aspetto finanziario, conclude il presidente del Veneto. Questo chiuderebbe definitivamente la partita. La legge olimpica è la base di tutto, ora si coinvolgano i territori e le imprese per una programmazione sostenibile delle infrastrutture, per una gestione trasparente e condivisa dell'evento, afferma in una nota Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. E grande soddisfazione da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò. La legge olimpica era un impegno fatto dal governo precedente, confermato dall'attuale e di questo siamo molto contenti. È un primo passo, adesso aspettiamo il completamento con quello che sono i decreti, però la legge olimpica era attesa, ho già avvisato il CIO, siamo molto contenti tutti quanti. E da Vicenza una lotta serrata, quella al fenomeno del raid sulle auto in sosta. Nella notte purtroppo altri 2 episodi, questa volta però i responsabili sono stati acciuffati. Raid sulle auto in sosta a Vicenza, la stretta delle forze dell'ordine sulla città ha portato i suoi frutti. Dopo l'individuazione l'altro giorno di uno dei responsabili dei raid nella notte in 2 interventi diversi, gli agenti delle volanti hanno ciuffato altri 2 individui. Le pattuglie operanti sul territorio sono state in grado di individuare 2 cittadini di origine straniera entrambi. Per uno di questi poi siamo riusciti anche ad ottenere un provvedimento di accompagnamento presso un centro permanente per il rimpatrio. L'uomo, un 51enne di origine tunisina, è stato accompagnato dopo le visite mediche di rito al centro di permanenza per il rimpatrio di Roma. Il 51enne era stato rintracciato dopo che, con un martelletto frangivetro, aveva spaccato il finestrino di un'auto e rubato un trolley con dentro, tra le altre cose, un tablet sul quale vi era l'immagine dell'auto, essere poi risultata quella saccheggiata. L'altro intervento a 00:30, a chiamare il 113 il proprietario dell'auto parcheggiata in Piazzale del Mutilato, che beccava il manigoldo all'interno della sua vettura mentre rovistava dopo aver rotto il vetro con un martelletto con la punta di diamante. L'uomo, un tunisino 31enne sposato con un'italiana e con figli, intanto si era dato alla fuga, abbandonando però lo zaino con all'interno effetti personali che ne consentivano agli agenti di rintracciarlo e denunciarlo. Chiaramente l'allerta non finisce con questi fermi. Mi ho anche detto che uno di questi è stato associato presso un centro di rimpatrio, mentre gli altri sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, quindi ancora potenzialmente in grado di nuocere alla collettività con queste azioni. Proprio per questa recidività il controllo e l'attenzione delle forze dell'ordine anche sul 31enne tunisino non si abbassa nel tentativo di prevenire ma anche coglierlo in flagrante nell'azione e arrestarlo. Breve pausa, torniamo subito dopo. Una
Tentata rapina ieri sera in una pasticceria di Lovadina di Spresiano. A sventarla il pronto intervento di un carabiniere fuori servizio che con l'aiuto di un cittadino è riuscito a immobilizzare il malvivente. La cronaca. La proprietaria del bar si è avvicinata portandomi il caffè con sotto il piattino un bigliettino in cui mi diceva: per piacere rimani dentro al bar perché c'è una persona che non mi piace. Intuito determinante che ha permesso di sventare una rapina che poteva avere anche gravi conseguenze. Tutto è accaduto nella serata di giovedì in questo panificio pasticceria di via Lovarini a Lovadina di Spresiano, come ci racconta il fratello della protagonista e comproprietario dell'attività. Un nuovo cliente è entrato nel nostro locale, nel nostro negozio, e dopo aver ordinato birra e pizzette praticamente non gli andava bene il conto e in quel momento ha preso la pistola e l'ha puntata verso mia sorella. A quel punto è intervenuto il vicebrigadiere, in quel momento in borghese fuori servizio. Visto anche perché dentro al bar c'era tanta gente, tantissima gente. Visto ciò mi sono avvicinato, l'ho preso da dietro, lui mi ha tolto, mi ha puntato la pistola e di là l'abbiamo rimmobilizzato un'altra volta. E dopo, tramite un amico che era con me, gli abbiamo tolto la pistola dalle mani. L'apparenza era come la nostra, identica, tipo una berretta 92, priva di tappo colorito perché da lontano non si riusciva a capire, e comunque l'abbiamo disarmato. Il trentenne, un giostraio che vive a San Polo di Piave, già conosciuto alle forze dell'ordine, ora dovrà rispondere tra i capi di imputazione di tentata rapina e di porto abusivo d'arma atta ad offendere. Una vicenda che i gestori difficilmente dimenticheranno. Voi avete preso paura? Beh sì, perché insomma trovare una pistola puntata nel volto non è una cosa di ogni giorno, insomma. Una situazione fulminea dove la prontezza di spirito e il sangue freddo hanno fatto la differenza. Quel ragazzo che era con me, quando ha visto che ero in difficoltà comunque perché aveva la pistola in mano, sto signore qua, e io lo avevo bloccato, però ero da solo, e si è portato davanti, gli ha tolto la pistola immediatamente, l'ha messa per terra e poi sono arrivati i colleghi. Il plauso per l'azione è arrivato anche dal comando provinciale. È un luogo comune dove si dice che i carabinieri sono in servizio 24 ore su 24, lui ne è un esempio lampante. Spontaneo quanto emblematico il commento finale del vice brigadiere. Lo rifarei comunque perché è il mio lavoro, insomma. Parliamo adesso di coronavirus perché un filmato vede protagonisti gli studenti cinesi che studiano a Venezia. L'iniziativa è del network internazionale della FISPMed che vuole ribadire l'amicizia tra l'Italia e la Cina, forte più che mai anche ai tempi di questa grande emergenza. Le immagini girate in alcuni luoghi simbolo della venezianità e di Venezia, quindi vediamo. Un video che vede impegnati alcuni studenti universitari cinesi che studiano a Venezia e sono perfettamente integrati nel territorio lagunare. Il messaggio è chiaro: combattere l'intolleranza e ribadire l'amicizia tra Venezia e la Cina, anche ai tempi dell'emergenza planetaria del coronavirus. Regista dell'operazione, l'associazione FISPMed di Venezia, un network che riunisce molte associazioni internazionali. Un monito accurato che parte proprio dai giovani. In questo momento è una situazione più complicata e anche la difficoltà per noi, tutti i cinesi, anche per noi, gli studenti cinesi che noi studiamo a Venezia. Soprattutto che in questo periodo che abbiamo iniziato un progetto che vorremmo registrare un video per sentire i nostri amici italiani. Coinvolti molti luoghi simbolo della città. Abbiamo organizzato in alcuni luoghi della cultura formativa veneziana, cioè UAV, Ca' Foscari, Accademia di Belle Arti, la lettura di alcuni brani in cinese e in italiano per denunciare che non bisogna avere paura, ma bisogna lottare tutti assieme per sconfiggere questo virus. Ecco perché l'idea, l'importanza della cooperazione internazionale. Scelto per le riprese anche una location particolare, come la caserma Guglielmo Pepe di San Nicolò al Lido di Venezia, gestita proprio dalla FISPMed di Venezia. E intanto nuovo bollettino medico per il sindaco di Villafranca, travolto da un'auto mentre era in motocicletta lungo la Valsugana. Dal letto dell'ospedale ha già affidato incarichi al suo vice. Il sindaco Dorio, Fausto, ieri sera gli ha tolto il tubo dell'ossigeno
E stamattina mi diceva la moglie e anche la figlia, che ci ha parlato pochi minuti fa, ha ripreso a parlare, ha molto dolore alle costole e fa fatica a respirare, però sostanzialmente il quadro clinico prosegue bene. Ha avuto anche dei riscontri positivi, o meglio negativi, dall'attacco, dove non c'è stato non è stato evidenziato alcun tipo di versamento né altre fratture. Migliorano le condizioni di salute del sindaco di Villafranca, Fausto Dorio, coinvolto mercoledì sera in uno spaventoso incidente a San Giorgio in Bosco lungo la strada Valsugana. In tarda mattinata ha nuovamente parlato con i familiari e gli esami sono stati positivi. E il sindaco si sta preoccupando già degli impegni che ha già delegato a me, che dovrò affrontare nei prossimi giorni, per cui la situazione dal punto di vista clinico va migliorando, a detta di medici, ci vorrà tempo chiaramente. Attraverso la figlia il sindaco si è premurato di inviare alcune indicazioni al suo vice. Sabato c'è un matrimonio da celebrare e lunedì un importante incontro per la vertenza Agrex che coinvolge i lavoratori di una ditta del paese. Il sindaco e i medici inoltre ha ricostruito ogni istante dello schianto. Ricorda tutto, esattamente nel momento in cui ha visto la macchina uscire ed è stato centrato. Ha proprio focalizzato tutto quanto nella sua mente. Questo è, a detto di medici, è positivo perché ricorda qualsiasi istante. E nuovi macchinari nel reparto di radioterapia dell'ospedale di Venezia Mestre, un reparto che migliora passo dopo passo nel massimo rispetto del paziente in un momento delicato della sua vita. Nuove strumentazioni di radioterapia di primo livello nell'ospedale civile di Venezia e nell'ospedale dell'Angelo a Mestre sono state presentate dall'Ulstre Serenissima. Una macchina, un acceleratore per la sede di Venezia e un altro acceleratore per la sede di Mestre per poter erogare dei trattamenti radianti con la tecnologia più avanzata disponibile sul mercato per i pazienti oncologici. Le nuove macchine non sono orientate a dare dosi maggiori al tumore, ma bensì ridurre al minimo gli effetti collaterali che un trattamento di radioterapia su alcune zone del nostro corpo può comportare come effetti collaterali, sia acuti in fase di trattamento sia tardivi a paziente guarito. Parliamo di costi intorno ai 2 milioni di euro per singola macchina. La Regione ha previsto per questa azienda, sia presso la sede di Mestre che presso la sede di Venezia, questo investimento che è sicuramente importante, tecnologicamente avanzato e che ci consentirà di mettere tutta la radioterapia di questa provincia in sicurezza, ma soprattutto per dare una garanzia di massima prestazione al paziente. Il reparto di radioterapia dell'ospedale dell'Angelo è in continuo miglioramento e con progetti atti a far sentire il più possibile il paziente a suo agio. Grazie alla collaborazione con la LILT di Mestre e la pittrice, l'artista Clarice Rinier, sono stati nell'arco di questi 4-5 anni prodotti quasi 46 pannelli che hanno riempito il nostro reparto, le pareti del nostro reparto, le sale di attesa di colori. Insieme alle associazioni dei volontari si è creata una rete di trasporto per tutti i pazienti della provincia di Venezia, quelli che vogliono accedere alla radioterapia e hanno problemi logistici nel raggiungere la sede del trattamento. Non solo, ma anche una collaborazione con la gastroenterologia per quanto riguarda il problema nutrizionale. Un'equipe che lavora in sinergia a 360 gradi. Ogni giorno un gruppo di specialisti che si occupano delle varie patologie, quindi c'è il gruppo oncologico multidisciplinare toracico che si occupa dei tumori del polmone o del tumore del distretto toracico, come quello dei pazienti con patologie della sfera ORL, cioè laringe, faringe e cavo orale. Ed ora una breve pausa, restate con noi. Rieccoci nuovamente insieme. Lunedì a Milano è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova associazione politica che prende il posto della Lega. Si chiamerà Liga Veneta, Lega per Salvini Premier, e già da oggi è partito il tesseramento. Vediamo.
Addio alla Lega Nord. Il nuovo soggetto politico Lega per Salvini Premier, depositato per statuto nell'autunno 2018, è pronto a camminare con le sue gambe. In Veneto la nuova formazione riunirà i militanti che da oggi hanno la possibilità di aderire, tesserandosi nei circa 250 gazebo sparsi in tutta la regione. Apripista il comune bellunese di Limana, che ha anticipato il lungo weekend di San Valentino. Lunedì a Milano è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova associazione politica, che è la Liga Veneta Lega per Salvini Premier, e quindi si va alla fase costitutiva del nuovo soggetto politico. Dopo un anno di rodaggio ora parte la vera fase costitutiva, che culminerà con i congressi nazionale e federale del prossimo novembre. Si parte intanto con il nome, perché abbiamo mantenuto la Liga Veneta nella nostra edizione, Liga Veneta Lega per Salvini, e quindi dando anche una garanzia che la linea del partito non cambia. Capisaldi, i temi di sempre, autonomia e sicurezza, che restano marchiati a fuoco nell'agenda del nuovo soggetto politico. Un calendario fittissimo di impegni, quello dei prossimi mesi, sempre che non cada il governo, dice Gidoni, nel qual caso il Veneto potrebbe perdere il presidente Zaia, che proprio per questo non ha ancora sciolto la riserva per le prossime regionali. La Lega è pronta in Veneto? Ma certo che sì, cioè la Lega oggi ha molti suoi esponenti in grado di fare il governatore. Luca dovesse essere chiamato ad altri impegni ovviamente molto importanti, perché questo poi è quello che conta, sicuramente la squadra è in grado di esprimere un nuovo candidato. Rimaniamo con la pagina politica e parliamo di elezioni regionali con il Partito Democratico. Vediamo. Chi sarà l'anti-Zaia? Il Partito Democratico deve decidere quale asso calare sul tavolo delle elezioni regionali. È arrivato il momento di scoprire le carte. Stasera la direzione regionale del PD finalmente si pronuncia. Il tema sarà se mettere in pista un candidato del PD. C'è la disponibilità di Stefano Fracasso e anche di Zanoni, un altro consigliere regionale trevigiano, oppure se andare sulla candidatura di Lorenzoni. Il punto è che finalmente si decida. Per me questo è il tema chiave. A parlare Giacomo Possamai, che in un primo momento era stato indicato come il candidato ideale perché giovane, di appeal, conosciuto e con esperienza amministrativa. Ma lui si è sfilato e adesso il Partito Democratico dovrà decidere tra il capogruppo in Consiglio regionale Stefano Fracasso e Arturo Lorenzoni, attuale vice sindaco di Padova e candidato di Coalizione Civica. L'intesa dipende dal fatto che Coalizione Civica accetti eventualmente il candidato del PD, oppure che il PD decida che Lorenzoni è il candidato di tutto il centrosinistra. Stasera il Partito Democratico cercherà un'intesa. Se non arrivasse, la parola passerà alle primarie, ma il dado è tratto. Con tutta probabilità l'anti-Zaia del PD sarà Stefano Fracasso o Arturo Lorenzoni. Mi sembra onestamente che siano ad oggi le candidature più probabili, e devo dire, spero che sia anche arrivato il momento in cui un candidato lo scegliamo. E voltiamo pagina, perché è proprio la città del Santo, Padova, a lanciare una sfida assai ambiziosa, ovvero radunare il più gran numero possibile di centenari e battere così il Guinness dei primati detenuto dall'Australia. E per ogni centenario che parteciperà al raduno il prossimo 9 maggio verrà regalato un albero da piantare a Gallio nelle zone devastate da baia. Il servizio. Sono nata immatura, in 5 mesi e sono uscita fuori perché ho detto qui non mi fermo. Io vado fuori che c'è più aria e ho cominciato così a protestare. Ecco. In un batter d'occhio sono passati 100 anni compiuti lo scorso 6 gennaio, 100 anni intensi, quelli vissuti da Alma Moro, padovana, classe 1920. Anni ricchi di avventure, di sofferenze come la seconda guerra mondiale, ma anche di soddisfazione con i figli, il marito, la laurea in fisica e appena qualche anno fa, a più di 90 anni, aver aiutato con le sue ripetizioni di matematica un ragazzo che rischiava di essere bocciato all'esame. Alma è solo una dei 212 centenari che vivono nella nostra regione. Per questo da Padova, comune con più centenari in Veneto, è partita una sfida ambiziosa: battere il record di over 100 radunati nello stesso posto detenuto dall'Australia con 46 persone. L'iniziativa, lanciata dal club Over 100 con il sostegno di Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus e Provincia di Padova, si svolgerà il prossimo 9 maggio nel complesso Civitas Vite Angelo Ferro di Padova. Mi auguro la città, la provincia partecipi
per raccontare storie, ma soprattutto per pensare al nostro ruolo anche istituzionale e come progettare il nostro territorio. Ma l'iniziativa non si ferma qui. Per ogni centenario presente il 9 maggio, il Club Over 100 donerà alla Regione Veneto un albero da piantare a Gaglio, sull'altopiano di Asiago, per far nascere il Bosco dei Centenari in uno dei luoghi più colpiti dalla tempesta Vaia. La nostra regione conta anche 4 super centenari, ovvero persone che hanno più di 110 anni, e tra i comuni più longevi oltre a Padova ci sono Abano Terme e Jesolo. La qualità della vita, una buona familiarità, e quindi l'aver passato momenti difficili e nello stesso tempo anche le cure che queste persone hanno contribuiscono al poter arrivare ad età che sono davvero longeve. Per iscriversi all'evento si può contattare il numero di telefono 049 66 83 000 o scrivere una mail clubover100@oicionlus.it. Nella vita tutto è possibile, basta essere convinti e perseverare nel proprio obiettivo. Lo ha detto Alma invitando i suoi coetanei, un insegnamento che lei mette in pratica da 100 anni. Per dire la verità non ho rimpianto, perché ho cercato di fare sempre tutto quello che avevo in testa di fare. E c'è riuscita? E sono riuscita. E quello che non sono riuscita, spero di riuscire dopo. Faccio programmi anche per dopo. Io mi sono fatta programmi già anche per il futuro. Sono un po' pazza, lo so che sono pazza, però io in testa so già cosa farei se resto viva per ancora un poco, per andare avanti. Ed ora una notizia assai curiosa, perché è il bacin d'amore di Bassano del Grappa a essere stato scelto dal governatore del Veneto Luca Zaia per augurare buon San Valentino a tutti gli innamorati veneti. La statua dell'alpino che bacia la sua bella prima di partire, posizionata a pochi metri dal Ponte Vecchio, rappresenta uno dei biglietti da visita del centro storico cittadino. E questo è tutto, io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.